Buongiorno, benvenuti alla nostra linea diretta. Continuiamo a raccontare il Veneto, continuiamo a raccontare il territorio con i suoi protagonisti. Abbiamo ospite qui oggi con noi il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Buongiorno a lei telespettatori. Allora, noi raccontiamo questo nostro Veneto partendo da quello che è un po' il collo di bottiglia fra le esigenze della popolazione e le necessità invece che arrivano dall'alto, possiamo dire. Questo collo di bottiglia è rappresentato dai sindaci che ormai da un anno e mezzo vivono quasi in trincea, come ci raccontano molti suoi colleghi, e con esigenze che sono cambiate da parte dei cittadini, la popolazione che ha necessità diverse da quelle che aveva una volta. Di che cosa hanno bisogno in questo momento i cittadini che vengono a bussare alla sua porta? Sì. Allora, essendo un piccolo comune Campodoro, c'è, come dire, ancora più collegamento tra il sindaco e i cittadini, perché naturalmente ci conosciamo tutti. E quindi anche quando esco dal comune o quando esco di casa c'è sempre qualcuno che mi viene a chiedere qualcosa. È chiaro, evidente, e penso anche per i colleghi, che il mondo è cambiato, il Covid ha trasformato sicuramente quelle che erano le esigenze di prima e quelle che sono le esigenze di adesso. Adesso la gente viene perché chiaramente ha dei problemi, le famiglie che prima erano in difficoltà adesso si trovano ancora più in difficoltà, chi ha perso il lavoro, problemi legati alla cassa integrazione, problemi anche di carattere, voglio dire, di tensioni magari familiari, perché il lockdown, si resta più assieme, non c'è più la possibilità, come dire, di avere tutti gli spazi che si avevano prima, e quindi anche questo è diventato un problema. Comunque c'è sempre la massima collaborazione, noi abbiamo sempre a disposizione l'assistente sociale che sta facendo un grosso lavoro, siamo supportati anche dalla Croce Rossa, abbiamo aperto uno sportello in soccorso delle famiglie in difficoltà che c'è ogni ultimo sabato del mese, e anche questo può servire ai cittadini che avessero qualche necessità, che può essere anche magari la difficoltà di avere i soldi per andare a fare la spesa. Noi abbiamo anche, grazie ai soldi del Ministero, abbiamo anche fatto un buon lavoro con i buoni spesa, quindi dando dei buoni ai cittadini in difficoltà. Lo sportello adesso della Croce Rossa continua questo percorso qua, quindi abbiamo anche, come dire, la Croce Rossa che ha festeggiato da poco la festa, diciamo, nazionale della Croce Rossa, credo sia stato 10-15 giorni fa, e quindi questo è adesso il nostro compito, quello di cercare di essere al fianco ai cittadini, di aiutarli, e li stiamo aiutando anche dal punto di vista economico. Noi abbiamo avuto anche la fortuna che abbiamo avuto diverse donazioni da parte dei cittadini e quindi stiamo erogando anche questi fondi qua. Certo. Secondo lei questa situazione che stiamo vivendo tutti, naturalmente dalla città più grande al più piccolo dei comuni veneti, ha rinsaldato i rapporti sociali fra le persone? C'è un senso diverso di comunità rispetto a quello che c'era qualche tempo fa? Bah, oddio, è una domanda un po' particolare, nel senso che da una parte potrei dirle di sì, dall'altra forse anche, come dire, un modo diverso di vivere la vita, e quindi trovandosi anche costretti a rimanere in casa, come le dicevo prima, alcuni equilibri sono saltati, altri probabilmente si sono rafforzati. Quindi vedo, sì, da un certo punto di vista molta più solidarietà, come dire, voglia anche di parlare, di incontrarsi, di tirar fuori quelli che sono i problemi. Dall'altra parte so comunque, e lo so io, lo sanno magari gli assistenti sociali, sono nati anche dei problemi di carattere familiare e anche tra vicinato. Quindi non è proprio così. Magari il nervosismo del Covid ha creato delle situazioni anche di tensione magari in maniera grave da qualche parte. Parliamo di economia locale per far capire anche ai nostri telespettatori come vive la popolazione di Campodoro. Ma noi, diciamo, fortunatamente insomma, non siamo messi male da questo punto di vista. Non abbiamo moltissime aziende, avevamo delle aziende importanti, avevamo un'azienda che aveva investito sul nostro territorio, che purtroppo se n'è andata, un'azienda cinese, però comunque aveva creato un bel numero di posti di lavoro, e dopo avevamo un polo che si occupava dei caschi, però diciamo che adesso abbiamo pochissime realtà, però insomma la gente bene o male va fuori a lavorare, siamo a 2 passi da Vicenza, 2 passi da Padova, da Limera, voglio dire che è una zona industriale molto grande, però insomma tendenzialmente vedo che, insomma, a parte qualcuno che era già in difficoltà prima, tendenzialmente la gente comunque lavora e non ci sono grossi problemi da questo punto di vista. Ecco, questo
come dire, mi solleva, nel senso che se ci fosse anche un problema di questo genere qua sarebbe veramente di una gravità incredibile, quindi no, da questo punto di vista siamo tranquilli. Insomma. Come potrebbe far presupporre anche il nome, c'è ancora una vocazione agricola, c'è ancora un settore primario? C'è la vocazione agricola, certo. Il nome però non è legato tanto alla questione del Campodoro, oro, spiga, grano, queste cose qua. Il nome è legato dalla fusione dei due comuni, prima del 1860, adesso non mi ricordo bene la data. Bevadoro, che è la frazione, era un comune, i due comuni si sono uniti, c'è stata una fusione dei due comuni e il nome di Campodoro prende il nome da Bevadoro, anticamente Bibatorium, abbeveratoio, a Campolongo, quindi Campolongo, Bevadoro assieme Campodoro. Questo è, diciamo, storicamente la storia, certo, del nome del comune. Allora, lei prima ci ha detto, sindaco, molti vostri cittadini vanno a lavorare in altri comuni. Questo presuppone anche che una viabilità nel sistema viario, appunto, della zona sia all'altezza delle esigenze. Sappiamo anche che il vostro comune però sta guardando al futuro da questo punto di, certo, vista. Allora, noi siamo intersecati da due strade provinciali, abbiamo comunque l'autostrada a due passi, perché il casello di Grisignano è veramente comodo, quindi anche uno che deve prendere l'autostrada ci mette veramente 5 minuti. Stiamo lavorando per naturalmente creare le condizioni di sicurezza. Allora, abbiamo un progetto che partirà entro giugno, che riguarda delle piattaforme rialzate, sono in gergo dei dossi, per rallentare la velocità, perché chiaramente le provinciali sono strade che comunque hanno un numero di veicoli importanti e passando attraverso i centri sia della frazione sia del comune creano qualche difficoltà, perché chiaramente c'è sempre qualche scalmanato che passa a velocità sostenuta. Stiamo già facendo un lavoro con la polizia, tra l'altro siamo entrati anche da poco abbiamo fatto una convenzione con i vigili, siamo in 9 comuni del Città dell'Ese, si chiama PDA1, è una specie di consorzio, una convenzione un po' meno del consorzio di polizia locale, e questo ci dà una mano, insomma, ecco, prima eravamo da soli, adesso riusciamo in qualche modo ad avere qualche servizio in più. Piattaforme rialzate entro giugno per rallentare la velocità, e in più verranno messi dei varchi o telecamere, che sono delle telecamere di lettura targhe, e queste servono, oltre a rilevare chiaramente l'infrazione per chi viaggia senza la polizza assicurativa e senza la revisione del veicolo, servono anche per la lettura delle targhe. Quindi noi controlleremo con questi varchi qua gli ingressi nel nostro comune, che sono dal comune di Villafranca a Camisano, a Piazzola, a Mestrino e a Grisignano. Controlleremo tutte le targhe dei veicoli che entrano nel nostro comune, quindi sicurezza stradale ma anche sicurezza per i cittadini. Attualmente non c'è questo tipo di sicurezza, quindi non ci sono le telecamere, non sono funzionanti. Oltre a questo naturalmente metteremo anche delle telecamere nelle piazze e in alcune zone del paese che sono zone particolari, delle telecamere di sorveglianza, sono telecamere diciamo normali, per avere ancora di più il controllo del territorio, anche se devo dire da questo punto di vista abbiamo un'ottima collaborazione con i carabinieri della stazione di Mestrino, cioè il comandante è veramente una bravissima persona, è sempre disponibile e qualsiasi cosa, insomma, ci sentiamo, c'è uno scambio di informazioni importanti con i carabinieri e questo deve essere, come dire, un elemento anche per altri sindaci. Devono avere un rapporto magari migliore anche con i carabinieri. Se si scambiano informazioni, certo, si riescono anche a risolvere dei problemi. Ecco, problemi che ci sono in questo momento, o è un deterrente quello che portate avanti? È una risposta alle istanze della popolazione? È una risposta alle istanze della popolazione, il nostro è un comune che si trova tra, diciamo, comuni più grossi e siamo dal punto di vista geografico tra Padova e Vicenza. È un piccolo comune di campagna. È capitato più di qualche volta che, soprattutto sullo spaccio di droga, si trovino delle situazioni un pochettino particolari. Noi lo facciamo per quello, perché comunque è capitato anche, purtroppo negli ultimi mesi, sono stati arrestati dei tunisini che spacciavano droga nel nostro comune. E credo sia importante, perché dopo alla fine, voglio dire, se si hanno degli strumenti si riesce anche a fare un'indagine, a partire con un'indagine, da poi arrivare anche a pescare queste persone che purtroppo vanno in giro per il territorio a seminare la morte, perché droga uguale morte.
Parliamo anche visto che abbiamo parlato di viabilità e di sicurezza, collegamenti interni all'interno del comune. Ecco, lì c'è un problema che è stato evidenziato anche all'epoca della campagna elettorale, che è il collegamento tra il comune e la frazione. C'è una pista ciclabile molto bella che collega i due comuni, però manca un tratto. Sono circa 200-250 metri di tratto di pista ciclopedonale. C'era un problema di carattere tecnico, l'abbiamo risolto, partiranno anche i lavori, anche lì c'è un cofinanziamento sulla pista ciclabile, partiranno i lavori entro fine anno e quindi renderemo, come dire, la viabilità dal punto di vista ciclabile e pedonale collegata tra frazione e comune. Questa era un'opera importante che doveva essere comunque terminata. Noi come amministrazione siamo impegnati fino dal primo minuto e siamo riusciti. Adesso, voglio dire, la fase finale, abbiamo il progetto definitivo, ma insomma è praticamente quasi cantierabile. Quindi possiamo dire che anche nel momento della difficoltà, dell'emergenza, la vostra macchina amministrativa sì, su questi punti di vista, nonostante tutte le difficoltà, dicevamo, non si è mai fermata. No, diciamo che l'emergenza Covid ha portato via tantissimo tempo, energia, risorse, come dicevo prima, però abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre tenuto la barra dritta, cercando comunque di portare avanti lo straordinario ma anche l'ordinario. Quindi è stato un lavoro abbastanza difficile e duro. Credo che fare il sindaco in quest'epoca qua sia una delle cose più difficili e impegnative. Questo è un dettaglio non indifferente di cui ci hanno parlato molti suoi colleghi. È una figura, quella del sindaco, che certo, ha visto esplodere letteralmente le proprie, non solo i propri doveri, anche quei doveri sociali di cui parlavamo prima, che magari esulano dal lavoro quotidiano, ma che devono appunto rispondere a quello che vuole la gente. Abbiamo parlato di infrastrutture in cui corrono macchine, biciclette, mezzi, persone. Ci sono anche le infrastrutture digitali. Sappiamo sono cose che spesso corrono sopra la testa dei sindaci, però è giusto capire se il territorio è adeguato dal punto di vista delle infrastrutture digitali. C'è rete, non c'è abbastanza rete, ve ne chiedono di più i vostri cittadini. In questo periodo, ormai da quasi un anno e mezzo, avere una copertura di banda, come si suol dire, per internet diventa importantissimo, non solo per informarsi o per parlare con le altre persone, ma anche per poter arrivare ai servizi del municipio. Ecco, anche su questo fronte abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato anche naturalmente con l'aiuto anche della Regione e 20 giorni fa, un mese fa, sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica, quindi ci sarà realmente la fibra ottica. Attualmente noi abbiamo un sistema non in tutto il comune, ma che copre credo un 90% del territorio, con la fibra ottica e chiaramente l'ultimo collegamento che è in rame, quindi sì, abbiamo aumentato la velocità, però sappiamo insomma che il rame, diciamo il cavetto di rame che collega dalla fibra ottica all'interno dell'abitazione rallenta comunque il flusso di dati. Adesso hanno iniziato, Open Fiber ha iniziato un mese fa la posa della fibra ottica, quindi ci sarà la possibilità di avere il collegamento realmente fibra-fibra, e questo chiaramente renderà tutto più semplice, anche perché abbiamo visto che con il Covid, smart working, la gente ha sfruttato veramente al massimo la rete. Adesso qualsiasi persona in casa ha un computer, uno smartphone, Certo. La cosa più semplice da fare è collegarsi per avere tutta una serie di informazioni, e quindi è importante e fondamentale. Noi l'abbiamo visto sia naturalmente per accontentare la cittadinanza, perché è giusto che anche un piccolo paese abbia dei servizi con una rete che sia adeguata, ma anche per le nostre imprese che abbiamo sul territorio, perché le imprese hanno ancora più bisogno rispetto al privato di utilizzare una rete che sia veloce. Insomma, la velocità dei dati adesso è essenziale, arriverà il 5G, insomma, ecco, c'è tutta un'evoluzione che porterà il digitale a essere, come dire, veramente a uso e consumo di tutti. Adesso non è ancora, però insomma vedo che anche gli anziani con la prenotazione dei vaccini qualcuno si è messo lì ed è riuscito a prenotarsi, qualcuno è venuto in aiuto, abbiamo dato anche il servizio come comune
per la prenotazione dei vaccini, però insomma tanti si sono arrangiati e questo è positivo, vuol dire che la gente si impegna, cresce, capisce e utilizza strumenti informatici. Quindi secondo lei anche quando sarà finito tutto ciò le persone saranno molto più abituate magari ad accedere ai servizi comunali con il telefono, con il computer? Assolutamente sono convinto di questo. È importantissimo perché comunque normalmente le persone anziane comunque non avvezze all'utilizzo di tecnologia, l'unica cosa che guardavano è la TV. Adesso c'è tantissima gente che come dire, col computer magari, non dico che smanetta, però che è un termine poco tecnico, però voglio dire, insomma, ha imparato qualcosa. Sicuramente, ecco, da questo punto di vista anche la pandemia ha aiutato qualcuno che magari prima prendeva il computer e non sapeva cosa fare. Dalla modernità delle connessioni alla tradizione, perché sappiamo tutto il Veneto, ogni piccola località, ogni piccolo comune del Veneto ha le sue tradizioni, la sua fiera, la sua sagra, la sua socialità che affonda le radici in quello che eravamo una volta. Secondo lei questo periodo di difficoltà ci farà perdere questi usi e costumi che avevamo un tempo? Ma io credo che purtroppo come dire, le associazioni che sono anche il motore di queste cose qua si sono un pochino perse, nel senso che non riuscendo a trovarsi di persona, fare come dire, gli incontri su piattaforme e non essere proprio come dire spalla a spalla, ecco, forse questo ha fatto perdere un po' di voglia anche di fare. Dopo chiaramente insomma la questione Covid da questo punto di vista secondo me ha pesato moltissimo perché non si sapeva se si poteva fare, se non si poteva fare, quali attività, dove, come, insomma c'era tutta una serie di variabili che non erano semplici da gestire. Noi abbiamo intenzione di ripartire, tanto è vero che venerdì scorso abbiamo fatto un incontro con le associazioni, abbiamo chiamato tutte le associazioni del territorio perché chiaramente c'è voglia di ripartire con delle iniziative. A Campodoro abbiamo una festa importante che è la festa della Trebbiatura che veniva proposta a giugno e quest'anno, adesso vediamo perché naturalmente anche qua stiamo aspettando le informazioni che ci arrivano dal Ministero per capire se si possono fare queste feste e come si possono gestire. Io ho visto stamattina la curva dei contagi sta scendendo in maniera molto rapida, ho visto 2 decessi ieri e 300 mi pare i contagi in Veneto, quindi da questo punto di vista sono fiducioso, però bisogna capire appunto la gestione dal punto di vista sanitario, inquadrarla bene e capire se si potrà organizzare qualcosa. Noi ci siamo già trovati, abbiamo intenzione di riproporre la festa della Trebbiatura, naturalmente Covid permettendo, la festa della Trebbiatura che è un evento importante perché comunque c'è una sfilata di trattori, ci sono i vecchi trattori, i landini, adesso quest'anno se riusciremo a farla ci sarà anche una parte nuova che riguarda i trattori a petrolio. E dopo c'è una sfilata dei vecchi lavori, insomma tutte le cose che erano chiaramente legate alla ruralità. Ecco, questo è quello che vorremmo fare. Purtroppo il tempo non è tantissimo, adesso vediamo se si riuscirà insomma, a mettere in pista un qualcosa di buono, ecco. Però ci stiamo lavorando insomma, ecco, col punto di domanda. Noi siamo in chiusura della nostra linea diretta, abbiamo sentito anche un comune, un paradigma dei piccoli comuni del Veneto che guarda avanti, guarda il futuro con progetti, con infrastrutture digitali importanti, ma che guarda anche al proprio passato, che guarda alle proprie radici, che guarda alla tradizione, perché è questo di cui è fatto il Veneto, guardare al futuro, tenendo sempre ben presente quello che eravamo. Ringraziamo Gianfranco Vezzaro, sindaco di Campodoro, per essere stato qui con noi oggi a Linea Diretta. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Buona giornata. Voi restate con noi perché parleremo ancora e sempre di questo nostro Veneto andando alla ricerca del territorio, dei sindaci, delle persone che vivono nella nostra regione e che fanno vivere la nostra regione. Alla prossima puntata.